Con i 16 voti favorevoli della maggioranza di centrodestra e i 14 contrari della minoranza è stato approvato in Regione il piano sociosanitario per il triennio 2017-2019, che vede fra i suoi pilastri l'istituzione di Alisa, l'azienda sanitaria struttura intermedia a cui sono attribuiti compiti di programmazione e coordinamento delle aziende regionali, del direttore sociosanitario, regista del rafforzamento dell'attività assistenziale territoriale e dei dipartimenti interaziendali regionali, strutture orizzontali finalizzate a supportare la programmazione strategica e la rideterminazione degli assetti organizzativi delle singole aziende. Più nello specifico, il piano prevede la riorganizzazione della rete ospedaliera con un percorso verso la massima integrazione ospedale-territorio, con percorsi di dimissione protetta, specie per le persone non autosufficienti, ed il coinvolgimento dei medici di medicina generale. Prevista la costruzione di 3 nuovi ospedali ad elevata innovazione tecnologica, l'ospedale del Ponente dell'area metropolitana genovese, l'ospedale unico ad Arma di Taggia e l'ospedale della Spezia Fellettino. Il panorama del rinnovo del parco ospedaliero regionale è completato dalla costruzione del nuovo Galliera. Fra gli obiettivi del piano c'è quello di garantire la massima qualità dei servizi territoriali e ambulatoriali integrati con quelli ospedalieri, in ragione del progressivo invecchiamento della popolazione, e quello di abbattere i tempi di attesa, specie grazie al centro unico di prenotazione che apre le agende di ciascuna ASL. Sul fronte del bilancio, il piano si pone l'obiettivo del pareggio entro il 2020. Restringendo lo sguardo all'ASL 4, il piano sociosanitario regionale prevede in maniera esplicita il mantenimento dell'azienda sanitaria del Tigullio e introduce la possibilità, laddove se ne verificassero le condizioni, di riaprire il pronto soccorso dell'ospedale di Rapallo. Punto questo introdotto tramite uno specifico emendamento della Giunta e fortemente criticato dalle opposizioni, specie dal Movimento 5 Stelle, che vede in questa ipotesi il cavallo di Troia verso l'ingresso dei privati nella struttura ospedaliera di San Pietro di Novella. La legge nazionale prevede la possibilità di dare a gestione privata la sanità pubblica in quote che variano da regione a regione. Noi vogliamo che ci sia un privato controllato all'interno del sistema sanitario pubblico, dove il cittadino non paga perché è sistema sanitario pubblico. Probabilmente loro non hanno capito questo. Ci consente la gestione privata di alcuni presidi ospedalieri che con trasparenza, abbiamo detto subito, si tratta di Bordighera, di Cario ed Albenga, di riaprire il pronto soccorso e di dare certezza che questi ospedali rimarranno e non verranno progressivamente chiusi perché le risorse pubbliche continuano a diminuire.